Bene raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, partiamo a bomba con gli acquisti di settembre, iniziamo con Magic the Gathering. Queste sono le carte, diciamo, singole prese. Poi abbiamo anche un Secret Lair. Qua ci sono comunque tra queste carte, diciamo, singole, carte di Secret Lair della Marvel, quelli che ho detto non mi compro il Secret completo, ma magari prendo appunto la carta singola. E abbiamo Capitan America e Tempesta. Di queste ne ho due però mi sembra, ok, quindi mettiamo anche l'altra, ciao. Sono carte che ho preso per, insomma, carte tra virgolette che voglio provare in game, o anche solo per l'estetica della carta. Sapete che la parte estetica per il Kume è fondamentale. Sono bellissime secondo me queste, veramente capolavori assoluti. Cioè come design, ripeto, Magic rimane il numero uno secondo me. Carta che amo, fortissima, sapete il bianco è un po' la delizia come indiana, nel senso amo troppo il bianco. E il bianco e nero, una volta è bianco verde, adesso è bianco nero. Andiamo avanti. Ne sono arrivate tante ragazzi. Signor Mogis, bellissima anche questa fatta così. Qua torniamo Marvel. Ancora Marvel. Il Cap, grande Cap. Qua abbiamo Tempesta. Qua abbiamo lo scudo. E qua abbiamo Furia. Molto molto bene. E queste sono, diciamo, le carte singole. Poi abbiamo il Secret Lair che ho già aperto. Sonic, eccolo qua. E sono arrivate queste. Carta number one. Questo è il Sol Ring che ormai ho in 127 copie. Sono molto belle. Su questo ce n'è un altro più costoso, ma non sono stra-appassionato, mi piace, ma prendo quello più tranquillo, pertanto per avere comunque un Secret Lair del buon Sonic. Ecco, questa è una cosa di una dolcezza disarmante. Eccola qua, e questo è il Secret Lair. Poi qua abbiamo due acquisti importanti che devo fare l'unboxing tutti e due insieme. Parliamo di musica e videogiochi, due tra le mie passioni più grandi. Metal Gear Solid, in edizione deluxe o deluxe, la so sempre ora scelta. Eccolo qua, bello come il sole di giorno, perfetto. E questo che vabbè, ciao, Deep Purple, made in Japan, un cofanetto afrodisiaco, cioè ciao fioi, Anniversary Edition. Cioè, dai, cosa fai? Non puoi non comprarla. E quindi per questo però ci sarà l'unboxing, come si dice, a parte, sia per uno che per l'altro, però insieme, quindi un unboxing un po' così, insomma, grazie. Molto bene, non è un caldo, raga. Poi andiamo avanti con due vinili, ho accumulato un po' di cose. Vasco Rossi, bollicine. E questo, vabbè, di Vangelis. Disco giallo, anche due vinili, doppio vinile giallo, qualcosa di meraviglioso. Conquest of Paradise. Mamma mia. Brividi. Poi raga abbiamo un Blu-ray. Baby o Baby, sempre per la scelta Girl. Non me ne hanno parlato tutti benissimo, però sono curioso. Per 9 euro sinceramente. Vai. E questo, visto che ce l'ho solo in versione digitale, cioè ho il 2 in versione anche scatolata, però è addirittura comunque sempre una deluxe edition. Però volevo la trilogia di Mafia, visto che l'ultimo è fantastico, 1, 2, 3 e ciao, eccolo qua, Mafia, Trilogy o Trilogy. Eccoci qua. Tanta robina, soprattutto per la cifra, insomma una cifra comunque bassa. E chiudiamo questa prima parte del video con le variant. Scusate se sono un po' così, ma sono distrutto perché l'organizzazione del matrimonio poi è veramente dura. Tanti Fantastici 4, raga, questa fantastica foilata. Fantastici 4.
questa è stra sexy. Poi quando ci sono donne, lo sapete, sono le mie varianti preferite. Eccoci qua, anche questa è sempre Fantastici 4. Ancora Fantastici 4. Questa è bellissima in stile vintage, anche questa a mio parere è stupenda. Molto figa con torcia così. Poi abbiamo questa. Vabbè, questa ha bisogno di presentazioni? No. L'ultima di Fantastici 4 è questa. Poi abbiamo DC, che questa è molto bella. E chiudiamo ovviamente con la madre di tutte le variant, lo sapete, colleziono variant, ma Mary Jane è al centro di tutto. Ho cominciato proprio con lei, eccola qua. Stupenda, come sempre. Raga, la prima parte è già una parte molto succosa. E niente, che adesso a breve, come si dice, con i miei amici andiamo a Monza, sto famoso negozio di retro gaming Second Life, mi sembra, e spero di portare a casa tanta roba, e diciamo, insomma, anche di tornare a casa con un po' di soldini, perché sennò so cazzi, è il matrimonio, pane e acqua. Raga, un saluto al comandone, ci becchiamo con i prossimi acquisti di settembre. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di settembre. Questa, ho appena registrato il video dell'unboxing monziano della Dio Celibato, quindi qua vado un po' veloce. Sampras Extreme Tennis, 3 giochi per il Game Gear fantastici. Sega Mega Drive, Robocop vs Terminator e James Bond, volante in edizione Goldwyn, vabbè, insomma, volante in edizione Gold della Wii, la collector di Far Cry, il cuscinotto della PlayStation e soprattutto Sega Game Gear, finalmente. Una console, a mio parere per l'epoca, devastante, meravigliosa, panoramica e si gode. E adesso andiamo con altri acquisti comendiani. 45 giri di Fantastici 4, bellissimo, veramente bello, 2 canzoni, ma veramente questo vinile è un capolavoro, fatto così è bellissimo. Ma c'era un video con tutti, diciamo, i vinili della Marvel, soundtrack comendiane, strepitoso, perché sono veramente delle chicche incredibili, La Marvel proprio sa come distruggere i fan in maniera importante. Poi, colonna sonora, questo preso a Milano nel negozio di dischi, proprio oddio, meraviglia, proprio bellissimo, fino a mezzanotte aperto, ciao, 10:30, vai di shopping. Ce l'ho in CD, ma lo volevo anche in vinile, 2000 copie. So, questa forse è la 154, 107? Credo di sì, forse, ma boh. Comunque, ciao signori, meraviglioso. Poi abbiamo questo preso non a Milano, metti una sera a cena, una limited edition Yellow Vinyl Taffy. Sapete che è una delle mie colonne sonore preferite di Ennio Morricone. E poi anche questo preso a Milano, Endgame in una versione così, ciao, 3 vinili, anche questo merita un video a parte. Scusate, ecco, rispostiamo qua. Bene. Ultimo colpo a Milano, Genesis Trespass versione giapponese, ciao, uno dei miei album preferiti, non potevo non comprarlo, un prezzo anche buonissimo. Poi abbiamo questi su Discog, la cercavo da tantissimo, colonna sonora Elizabethtown, con Kirsten Dunst, che sapete, musa del Cume. Questo invece, mai visto, film che amo, Speed, altra colonna sonora comediana. E poi chiudiamo, e metto anche questo che forse ho già mostrato, però vi ricordate
Neo Geo Super Pocket, bellissimo, già provato. Anche qua, video a parte. Cartuccia number one, con dei giochi veramente fighi. Questo qua non c'entra niente Milano, Monza Retro Gaming Second Life. Worms. E questa è l'ultima con altre perle importanti. Winter and Summer Challenge, in inglese, di madrelingua comediana. Mamma mia. Ok. Poi chiudiamo con peluscino omino biscottino, perché qua sapete colleziono tutto. Questo è un po' particolare, però è sempre bello. Questo è regalato un amico, anzi 2 amici, eccoli qua, da London. E chiudiamo con 3 mini variant. The Vision Scarlet Witch. E si gode. The Vision e Scarlet Witch. E si rigode. E questo è qualcosa di incredibile. E si gode a cannone. Raga, panoramica completa. Ho accumulato un po' di roba. Ciao, pronto a casa. Tanta robina. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Acquisti di settembre praticamente finiti. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di settembre. NBA. E te lo godi. Te lo godi. Forse non so, magari ho già mostrato sto capolavoro di gioco, ma non lo so, non mi ricordo. Quindi NBA 2K26, proprio in inglese di madrelingua, scusate la pazzia. E Worms Armageddon Anniversary Edition. Sono un fan sfegatato di Armageddon, di Worms, in un'edizione Collector's Edition. I godo come un porco. Raga, alla prossima. Ciao! Ragazzi, 2 arrivi, acquisti, settembre, colonna sonora, Squalo, The Collector's Edition Soundtrack, Deep Purple, Rapture of Deep, in un inglese perfetto, bellissimo, colorazione Sky Blue, 3 LP, album buono, non devastante secondo me, però ci sta. Da collezione, e per un comendone collezionista di Deep Purple fondamentale. Eccoci qua. Ciao! Raga, domani mi sposo, ma questi sono gli acquisti di settembre, l'ultima parte. Fantozzi contro tutti, deve arrivare anche su Subisce ancora in Blu-ray. 2 collector di Magic. Qua è lo Spidey Sensational Showdown. Buste di gioco. E basta. Quindi oggi spacchettiamo questo, chiaramente adesso registro proprio il video dell'unboxing come indiano e si gode, e chiudiamo con gli acquisti di settembre. Domani mi sposo e si gode tantissimo, raga. La tensione è una tensione bella. Ciao raga, un saluto dal comandante veneziano, ci becchiamo con gli acquisti di ottobre. Ciao!